L'intenzione è quella di approdare a meno di un mese ad una nostra proposta di legge sull'autonomia e quindi chiedere al governo Renzi, che è il primo governo che ha aperto la possibilità per le regioni di negoziare nuove competenze, aprire con il governo una trattativa indicando alcune materie specifiche su cui la Regione Veneto vorrà avere maggiori prerogative. Quella di Zaia è una proposta di legge molto generica e molto globale. Noi invece andiamo a individuare materia per materia, quindi una proposta di legge molto più circoscritta, ma che probabilmente avrà maggiori possibilità di essere accettata dal governo. La nostra collaborazione col gruppo regionale del Veneto ha l'ambizione un po' di proporre insieme, essendo noi in questo momento in minoranza rispetto a due giunte di centrodestra, entrambe a guida di governatori della Lega, un modello di regionalismo più solidale nei confronti dello Stato e non conflittuale come spesso viene agitato attualmente dai nostri governatori, nella consapevolezza che attraverso questa collaborazione e cooperazione si potranno ottenere per le nostre regioni e i nostri cittadini maggiori risultati da quanti ne verrebbero invece da degli braccio di ferro che non porterebbero da nessuna parte.